Dopo il patteggiamento per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, gli ex gestori del Night La Sfinge di San Fior e del New Queen di Villorba, Ivano e Patrick Bottan, padre e figlio di 60 e 30 anni, dovranno ora fare i conti anche con il fisco. L'indagine della squadra mobile, conclusa nel novembre del 2011, aveva portato alla luce un vasto giro di squillo nei due Night trevigiani, con il coinvolgimento anche di Marius Balaiel, 26enne romeno residente a San Fior, che venne arrestato, e della compagna Dana Vittoria Olteanu, connazionale 22enne. I due stranieri avevano il ruolo di reclutare le ballerine, la stragrande maggioranza rumene. Del caso si è poi occupata anche la Guardia di Finanza di Treviso, che ha portato ad accertare un'evasione di 1,5 milioni di euro da riportare a tassazione e a scoprire ben 109 ragazze che avrebbero lavorato in nero dal 2008 al 2011. La sanzione amministrativa che Ivano e Patrick Bottan saranno costretti a pagare ammonta a circa 500.000 euro. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire gli incassi in nero delle ragazze grazie all'analisi di alcuni documenti extracontabili. Si tratta in particolare di una sorta di libro mastro in cui venivano registrate le somme di denaro incamerate da ogni singola prostituta. Entrambi i circoli privati risultavano essere delle associazioni no profit in cui avveniva lo svolgimento di attività di natura culturale, ludica e ricreativa, così si legge. Questo garantiva ai gestori, Ivano Bottan, la moglie e il figlio Patrick, sgravi fiscali del 97%. Queste le parole del comandante della compagnia di Treviso della Guardia di Finanza, Francesco Calimero. I soggetti sono stati entrambi condannati per i reati che lei ha poc'anzi citato, dopodiché sono partite le attività per quanto riguarda la parte fiscale con la ricostruzione dei ricavi non dichiarati e la posizione di 109 lavoratori completamente in nero. Questo è stato il lavoro più complesso di tutta l'attività. Attraverso l'ascolto delle intercettazioni telefoniche siamo stati in grado di decodificare tutta la contabilità parallela, identificando in maniera univoca i numeri alle persone e le lettere alle consumazioni, ricostruendo tutti i ricavi che in precedenza non erano stati dichiarati. Parliamo di oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati, 1,5 milioni di euro. Pertanto il giro era comunque abbastanza ricco di clienti. Adesso passerà tutto all'agenzia dell'entrata per quanto riguarda l'avviso di accertamento e la parte poi dell'eventuale riscossione.